Però molto buona questa birra, veramente fantastica. Sicuramente, perché noi qua alla Festa della Birra scegliamo le migliori birre ogni anno della zona. Ma quasi quasi, guarda, veramente la bevo molto volentieri. Cari amici, ben ritrovati, non vi avevo visto. Siamo qui a Barbisano, Pieve di Soligo, siamo alla Festa della Birra e stavo degustando in compagnia queste ottime birre che come loro sanno servire. Siamo alla Festa della Birra, come vi avevo detto, siamo in compagnia dei volontari della Proloco di Barbisano, presidente, vicepresidente, segretario, tutti i volontari che gratuitamente danno il loro tempo per voi. Facciamo due parole con la vicepresidente della Proloco di Barbisano, Roberta Privelo. Roberta, si parte anche quest'anno con 2 weekend, dietro le spalle abbiamo tantissima gente che sta arrivando, quindi una grande soddisfazione. 3 weekend, scusami. Questo weekend, quello prossimo che è lungo e quello successivo. 3 weekend. Con tanta buona musica, tanti bei gruppi, la birra, come hai detto tu prima, è buona e le specialità, buon cibo, le specialità della Ecco, a proposito di cibo, Franco, quali sono i piatti tipici serviti in questa sagra? Allora, a parte le solito würstel, la bistecca di coppa, la bistecca di roast beef, le varie pizze sono fatte con un forno elettrico, quindi non sono pizze surgelate ma sono fatte al momento come in pizzeria. Abbiamo delle serate a tema dove c'è la serata della costata, la serata della bistecca a tomahawk di maiale, abbiamo la serata della porchetta questa sera, abbiamo le serate del surasco e spiedo. E tanta musica. Musicamente la musica non manca da noi, è sempre musica di alta qualità che attira parecchia gente, speriamo anche quest'anno come gli anni scorsi. E cosa dire? È un secondo anno da Proloco, il primo anno è andato bene, speriamo un migliore dell'anno scorso e sempre meglio. Vorrei ringraziare prima di tutto non solo i volontari del Consiglio Direttivo, ma tutti i ragazzi, tutte le persone che girano, che ci aiutano, che senza di loro noi non potremmo fare assolutamente nulla, perché il direttivo è composto da 11 persone e un centinaio di persone vengono ad aiutarci volentieri. Ecco, a proposito di volontari, Michela, io volevo proprio parlare con te di queste giovani leve che vengono avanti. Qual è quella frase che ti senti di dire ai telespettatori, ai pievigini che ci stanno guardando per avvicinarli alla Proloco di Barbisano, ma al volontariato in genere? Intanto che facciamo un clima di amicizia e i ragazzi si trovano bene, arrivano sempre ogni anno tantissimi ragazzini delle medie che vogliono stare insieme al gruppo perché sentono i loro amici più grandi che si sono trovati bene e c'è una bella media, c'è una bella compagnia, si sta bene. Ecco, grazie mille, intanto vi faccio degustare la birra. Da Roberta da Luisino, primo weekend ormai se ne sta andando, ma a voi spetta l'onere e l'onore di invitare i telespettatori i prossimi 2 weekend qui a Barbisano per la Festa della Birra. Vi aspettiamo numerosi, grazie stasera, venite stasera e anche una domenica e poi facciamo il pranzo delle famiglie. Ecco, Luigino, un'ultima cosa, grazie anche a tutti gli sponsor che vi sostengono. Grazie a loro che prima di tutto facciamo questa cosa qua perché se non sarebbe per loro è molto fatica a farlo. E quindi, cari amici telespettatori, come avete capito, qui a Barbisano la festa è iniziata, 3 weekend di Festa della Birra con tante birre in degustazione ma anche tanti buoni piatti. Noi brindiamo alla vostra salute, alla salute di tutti i volontari e alla salute degli sponsor. Sì.